Due colpi di scena in poche ore in laguna. La Federazione Russa ha deciso di non aprire al pubblico il proprio padiglione ai giardini alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, ma il ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuri ha comunicato che non ci sarà a Venezia nei giorni della vernice della mostra, fatto anche questo clamoroso e con pochi eguali nella storia ultracentenaria della Biennale. Sulla scelta della Russia, le pressioni a livello governativo italiano per spingere la Russia al ritiro hanno evidentemente avuto il loro effetto. Tecnicamente non si può parlare di ritiro perché il padiglione russo sarà aperto con performance degli artisti, ma solo per 4 giorni dal 5 all'8 maggio, nei giorni di vernice per la stampa e addetti ai lavori. Dal 9 maggio a novembre, ovvero per l'intera durata della mostra, il padiglione non sarà visitabile né aperto al pubblico, ma rimarrà chiuso, come è avvenuto negli ultimi anni. Inoltre, anche nei giorni della vernice e delle inaugurazioni di tutti i padiglioni degli stati esteri, per quello della Russia non ci sarà nessuna cerimonia pubblica ufficiale. Uno scenario che dà ragione all'operato della Biennale e del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che hanno sempre sostenuto di non avere alcun titolo o strumenti per chiudere alcun padiglione, ma al tempo stesso anche il governo e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli hanno raggiunto il loro obiettivo: non offrire alla Russia una vetrina. La decisione della Federazione Russa fa seguito alla scelta di tutti i girati di non considerare la Russia e l'Iran tra i padiglioni in concorso per ricevere premi o menzioni ufficiali. L'assenza di Giuli però assomiglia a uno strappo finale con la Biennale.